Prova, prova.
Prova, prova. Prova, prova. Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben trovati dalla Capannina di Follonica, la pista Antonio Armeni, in questo sabato 24 febbraio 2024. Oggi è un palindromo, Maurizio, perché 24-2-24, quindi lo leggi da destra a sinistra o da sinistra a destra. Sì. Detto questo, è un derby spettacolare. Il consorzio Cave Mare in Mano ospita il centro Porsche Firenze Forte dei Marmi. Una buonasera da Enrico Giovannelli, accanto a me come sempre Maurizio Ceccarelli. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Sì, hai detto bene, un derby davvero molto sentito, un ambiente straordinario, tanta gente, tanto entusiasmo per una partita insomma tra due grandi squadre. Comunque il Forte lo conosciamo tutti, squadra costruita ed attrezzata per vincere, però dall'altra parte c'è il Follonica e qui al Capannino è dura per tutti. Allora andiamo con le formazioni, grazie a Leonida Romualdi alla regia e Andrea Burgio alla telecamera. Il Follonica con la formazione tipo: Leo Barozzi, Federico Buralli, Davide Panini, capitano Federico Pagnini, Marco Pagnini, Francesco Panini, Oscar Bonarelli, Fernando Monticelli, Mattia Maldini, Ernesto Maggi, il portiere di riserva. In panchina Sergio Silva, dall'altra parte Riccardo Ognata, Federico Ambrosio, Pedro Gil, Elia Cinquini, Juan Galbas, Francesco Rossi, Francesco Compagno, Francisco Ipinasar, Eric Torner e l'altro portiere Mattia Tahiti. In panchina Alessandro Il Secco Bertolucci. Gli arbitri del match Ulderico Barbarisi e Carlo Iorio di Salerno, l'ausiliario Daniele Moretti di Follonica. Maurizio, le squadre sono in pista, davvero colpo d'occhio fantastico, tanto tifo, sembra di essere a playoff, però raccontiamo quello che è successo un'oretta prima dell'ingresso in pista delle due squadre. È stata intitolata ai campioni d'Europa del 2006 del Follonica la strada antistante il Capannino. Non c'erano tutti i giocatori, qualcuno era impossibilitato, però insomma c'era il presidente Venturi, i due Bertolucci, Alessandro era già qui, è arrivato anche Mirko, insomma Andrea Doria Tosi, un bel evento. Sergio Silva. Sì, è stato un momento molto, molto bello, emozionante. Ricordiamo che era presente il sindaco Andrea Benini e tutta la giunta, quasi tutta la giunta del comune di Follonica, e poi tanti amici, tanti tifosi. Peccato che non fossero presenti tutti i giocatori, ma come hai detto te ovviamente non tutti potevano essere qui questa sera, però è un omaggio giusto, un omaggio dovuto a quella squadra fortissima, come ha detto Ale Bertolucci, probabilmente la più forte della storia dell'hockey italiano. Sì, insomma ricordiamolo, oltre ai fratelli Bertolucci, i fratelli Mariotti, Massimo Enrico, Guglielmo Silva che è in Portogallo, i gemelli Michelon che credo sia in questo momento in Brasile, sì,
e poi anche Victor Bertrand, perché Sì. faceva parte anche lui di quella squadra che ha conquistato la prima storica Champions League, e la Coppa era lì, era presente. Certo, ovviamente era l'ospite più gradito, la Coppa dei Campioni, però ecco, come Tra l'altro ammaccata, perché all'aeroporto nel viaggio di ritorno credo una testata di uno dei gemelli Michelon. vabbè, quello è un segno che rimarrà per sempre nella storia del Follonica e di questa Coppa, no? Comunque, come ho detto, è un evento davvero molto bello, emozionante, che va a chiudere in qualche modo il cerchio, insomma, avere una via intitolata, come ha detto Franco Ciulluini, non è da tutti. Sì, tra l'altro nella curva dove adesso ci sono i randagi c'è uno striscione in francese, però praticamente è il gemellaggio con la squadra del Noisy-le-Grand. Sì, è un benvenuto, recita benvenuti ai nostri fratelli del Noisy-le-Grand, questo gemellaggio sancito credo un annetto fa, appunto, fra gli ultras del Follonica e gli ultras francesi. Allora le squadre si stanno salutando, davvero bel colpo d'occhio, il capannino. Bellissimo. Il tifo incessante, abbiamo sentito scoppiare anche qualche petardo all'esterno Sì. dell'impianto. Una giornata tutta dedicata all'hockey, c'è stato anche il merendero. Spieghiamolo per chi non lo sa, praticamente proprio dietro la curva, Sì. dove ci sono gli ultra, viene acceso la brace, viene fatto panini con tutto, Panini birra, panini un po' di birra, Sì, e sì. si aspetta all'inizio della partita. Sì, soprattutto in occasione delle partite più importanti, questa lo è sicuramente. Allora il Forte dei Marmi si presenta qui al capannino con il primo posto in classifica, 18 partite vinte, una sola pareggiata, una sola persa, 124 gol fatti, 34 subiti, 55 punti in classifica. Il Follonica è reduce dalla vittoria a Valdagno a 40 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, 86 gol fatti e 43 subiti, e appunto il quarto posto. Ci sarà da parlare molto anche delle convocazioni nazionali per la Coppa di Montreux. Nel Follonica c'è Davide Banini, mi ha sorpreso il fatto che il secco non abbia convocato Francesco Banini, ma poi insomma ci sono tanti altri giocatori. In questo caso c'è Francesco Compagno del Forte, e anche del Forte solo lui, perché in porta non c'è Miata, ma c'è Simone Corona del Sarzana e Bruno Sgaria appunto del Trissino. Sì, per il Follonica non poteva essere altrimenti, insomma, Davide sta facendo un campionato incredibile, tanti gol, tanti assist, sempre nel vivo, ecco, delle manovre del Follonica, quindi giustamente Ale Bertolucci se lo è portato con sé. Allora sta per iniziare il match, sulla pallina Federico Ambrosio, tutti lo sanno, insomma, è uno dei miei giocatori preferiti, tra l'altro è il capocannoniere del campionato, viaggia con 42 gol in stagione. C'è subito il tiro di Pedro Gil, ancora in aria, la pallina viene allontanata, Follonica in maglia azzurra, completamente azzurra, il Forte dei Marmi in casacca completamente nera. Lo scorso anno ai quarti di finale il Forte dei Marmi nei playoff eliminò proprio il Follonica all'andata 4-2 per la formazione rossoblu. Partita, un match intenso ma risolto dalla doppietta di Pedro Gil, scusate, di Ambrosio, il gol di Gil e Checco Compagno per il Follonica, Montigel e Buralli. Proprio Gil, poi si va a cercare Galbas, manovra ancora Compagno, lui sì, convocato appunto in nazionale. Ambrosio lancia la pallina, ma lì c'è Francesco Banini, chiuso da Ipinasar che la riconquista, va anche al tiro, Barozzi allontana, Francesco Banini recupera, poi cerca di servire il fratello nell'angolo, ci riesce,
ma il Forte pressa abbastanza alto. Ora Montigel ferma la sfera, probabilmente c'è un problema nell'area del Forte dei Marmi, non ho capito bene, non so Maurizio cosa hai visto. Hanno parlottato un po' Ambrosio e Fernando Montigel, che sta segnalando, probabilmente in pista c'era un po' di umidità, una scivolata, e allora ha chiesto di sistemare le mattonelle del capannino. Ok. Proprio dietro la curva, davanti alla curva dei nuovi ultra irandagi. Qui intanto Leonida Romualdi ci fa rivedere un tiro di Pedro Gil. Alessandro Bertolucci e lo stesso Mirko Bertolucci, Maurizio, proprio nella commemorazione della strada ai campioni d'Europa del 2006 hanno detto sostanzialmente: quando si torna al capannino è sempre un'emozione unica. Beh sì, fra l'altro Mirko, come ha detto, come ha sottolineato, ci viene spesso con le formazioni giovanili, però è chiaro, qui si è scritto davvero la storia dell'hockey italiano e è normale che ogni volta che si varca questa soglia ci sia tanta emozione. Recupera Marco Pagnini, che ha giocato a Forte dei Marmi, ha vinto anche un campionato, uno scudetto, quindi lui è uno dei pochi ex. Il tiro proprio di Marco che sorvola la traversa. Stiamo già dalla parte opposta con Fede Ambrosio. Si va a cercare ora i Pinazar nell'angolo per Gil. Ambrosio bloccato, recupera Davide Banini che va al tiro, gran botta larga, probabilmente c'è stata anche una deviazione, però dignata, poi in aria Marco Pagnini che non riesce a controllare. Ora Davide Francesco, un po' di spazio ma Gil lo ha chiuso. E ora Montigel, subito grandissima intensità, Maurizio. Sì, è partito fortissimo il Forte dei Marmi, poi il Follonica ha avuto una bellissima reazione, un paio di occasioni. Marco Pagnini assolutamente protagonista, partita insomma che ci aspettavamo, Enrico, è gran ritmo. Manovra il Forte, Galbas che però perde la pallina, la recupera Marco Pagnini, poi a cercare Montigel, ancora Marco, si riparte da Davide Banini, fa girare la sfera a centropista la formazione maremmana. Ora Francesco Banini, Davide Banini che tenta un assist in qualche modo, Francesco Banini, ma più lesto di tutti, scusate, Francisco Ipinazar, ex Studiantil Sarzana, il 2enne altrissimo. Diventato di scuola italiano. Tanto Ambrosio mette a rimorchio proprio per Ipinazar nell'angolo chiuso, recupera Francesco Banini, gli soffia la sfera a Gil, ancora Ambrosio al limite dell'arena, pette in mezzo, prova ancora Ipinazar, poi il tiro di Gil, para Barozzi, anche sulla corta respinta, e il tentativo di Fede Ambrosio. Poi il fallo commesso in attacco da Banini su Gil. Sono andati 4 minuti e mezzo, Maurizio, non lo so, insomma, bella partita, qualche tiro in più forse del Follonica, ma finora insomma equilibrio. Sì, siamo all'inizio, insomma anche una fase di studio, le due squadre è vero che sono partiti forti entrambi, però insomma si cerca un attimino di capire che tipo di partita sarà, ecco. Galbas, Ipinazar
tenta di mettere in mezzo, allontana Montigello, recupera Gil. Pedro Gil ha una carriera infinita, 44 anni, ancora Gil in aria, indietro per Ambrosio che cercava il fil di palo, ma la pallina poi è finita sulla rete. Diceva appunto di Pedro Gil, a dire quello che ha vinto mi ci volevano 2 fogli, e quindi non lo so, in Portogallo ha giocato ha vinto 9 campionati solo in Portogallo, 6 mondiali, 7 europei, 3 Champions League, poi lasciamo perdere sì. tutto il resto. Incredibile, carriera davvero straordinaria per Pedro Gil. Sì, tra l'altro ex Noia, Tenerife, ancora Noia, Infante in Portogallo 2 anni, poi al Porto 5 stagioni, a Reus, ancora al Porto, al Valdagno, poi in Italia, la campagna d'Italia, Forte 3 anni, lo Sporting 5, Forte ancora 3, insomma, infinito Pedro Gil. Sì. Tanto Barbarisi, fatto cenno di mantenere la distanza per la battuta della punizione. Davide Banini per Francesco, cercare Montigello, si lancia in aria Francesco, pensa alla deviazione al volo ma non ci arriva. Allora il Forte dei Marmi è già dalla parte opposta, Galbas e Pinazar. Ancora Joan Galbas, lui nato a Barcellona, poi San Cugat, Quevert in Francia 3 anni, Sarzana e Trissimo. Ancora Davide Banini, entra in area, prova la conclusione, Gnata a dirgli di no. Ora Montigello, pallina si impenna dopo il tiro di Francesco Banini, nell'angolo la recupera il Forte, Ambrosio fa scattare Galbas, però Montigello più lesto di lui, gli arbitri fanno proseguire. Ancora Francesco, Marco, Magnata allontana. Ancora Montigello, il fallo però l'ha commesso Davide Banini, un blocco illegale. Entrato in pista anche Checco Compagno, altro giocatore straordinario, il 25enne di Breganze, già 18 gol in campionato, ha giocato anche a Monza, 4 anni a Lodi e 2 a Reus. Recupera Marco Pagnini, come detto lui ex di questa partita, tanto colpito l'arbitro Barbarisi. Montigello ha mandato fuori la pallina. Forte in attacco, ancora Galbas, inseguito da Francesco Banini, anzi era Pinazar, poi Checco Compagno è finito a terra ma si può proseguire. Ancora Compagno, se ne troveranno i due, Davide Banini e Compagno, come detto in nazionale. Sbaglia l'appoggio fra Marco Pagnini, recupera il Forte, ancora Checco Compagno, dalla parte di Pinazar, lì c'è Marco Pagnini che gli soffia la pallina, subito contropiede, va Marco, entra in area, ferma tutta Ambrosio, poi arriva un fischio, probabilmente uno stop di petto di Ambrosio. Maurizio, sì, bene, comunque molto bene il Follonica in questi primi minuti, davvero una squadra aggressiva, concentrata. È dura per il Forte dei Marmi affrontare una squadra così, ambiente come detto bellissimo, grande tifo, insomma Follonica molto motivato. Tanto sono entrati in pista negli azzurri Federico Pagnini e Federico Buralli. Recupera Galbas e Pinazar, c'è il tiro, la parata di Barozzi, poi la pallina schizza, la recupera Francesco Banini che tenta di mettere in mezzo.
Ancora Francesco, scatenato davanti agli occhi del CT Internazionale, la conclusione, la parata dignata. Poi Ambrosio ferma tutto Barozzi, la recupera Montigel, va anche al tiro ma c'è una deviazione. Ora Buralli, riesce a servire Francesco Panini, ora Fede Pagnini, ora Francesco ma tenta di entrare in area, in qualche modo si salva il Forte dei Marmi. Bella giocata anche questa, Maurizio. Sì, ha fatto davvero una bella azione Francesco Panini, era andato via in slalom, però Gnata da par suo ha respinto. Cambia anche per Ale Bertolucci, sono entrati Chico Rossi e Eric Torner, insomma calibri da 90 quando c'è una panchina del genere. Insomma, esce un giocatore, ne entra uno più forte, quindi davvero per Ale Bertolucci non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ancora Galbas, va al tiro Barozzi, la tiene lì, pericoloso questo tiro. Può ripartire Montigel, mentre proprio Ale Bertolucci ha chiamato il time out. Poi arriva il fallo commesso in attacco da Buralli, anche il time out chiamato dalla panchina del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che negli ultimi 10 anni ha vinto ben 4 scudetti, la tripletta del 2013-14, 14-15 e 15-16, e poi nel 18-19 una Coppa Italia, anche questa 16-2017, 4 Supercoppe 2014, 2017, 2019 e 2021, quindi 9 trofei lontani dai 17 del palmarès del Follonica, che può vantare anche in questo caso 4 scudetti, poi 9 Coppa Italia, 3 Supercoppe e una Coppa di Lega che viene considerata, insomma, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Può riprendere a giocare, pallina per il Forte dei Marmi, la manovra a Torner, ora Checco Compagno, un po' di spazio, mentre in area sono finiti a terra alcuni giocatori, l'arbitro Barbarisi ha fischiato, una sorta di punizione per il Follonia. C'è da asciugare proprio nella lunetta del portiere. Maurizio, io non ho visto bene, ma mi sembra si sono un po' scontrati Checco Compagni e poi finito a terra anche Barozzi. Sì, rivediamo intanto. Sì, no, le immagini non ci aiutano. Quelli inquadrati sono Buralli e Montigel, vicino a loro c'è Galbas. La rimessa in gioco sarà dunque per il Follonica, quando se ne sono già andati oltre 10 minuti, sempre 0-0 al Capannino. Ricordo 21esima giornata del campionato di Serie A1, edizione numero 101, quindi
una storia davvero fantastica. Recupera Fede Pagnini, a cercare Francesco, c'è il pressing di Torner, poi sbaglia l'appoggio Monticello, allora Compagno, Galbas, difesa del Follonica ha fatto un tempo a rientrare, poi non c'è fischio, allora può partire Fede Buralli che perde un tempo di gioco. Recupera il Forte, Torner va al tiro, ma c'è stato un fallo in attacco. Le proteste di Chicco Rossi con l'arbitro Iorio. C'è il richiamo dell'arbitro di Salerno, mentre rientra in pista Davide Banini. Questa è una partita anche da saper ben interpretare da parte degli arbitri. Certamente è una partita molto nervosa e quindi è difficile. Che occasione per Francesco, grande azione, tiro al volo, palla che però non ha centrato lo specchio. Tanto recupera Federico Pagnini, tentava di ripartire in contropiede, ora Buralli da cercare Francesco Banini, Davide non controlla, alla meglio Galbas, chiuso però nell'angolo, poi si libera di Buralli, Rossi, Compagno, arriva Torner, cercare ancora Galbas, ma che in questo caso il passaggio non è preciso. E allora scattano i 5 secondi. C'è però il time out chiamato da Sergio Silva. Maurizio, siamo sostanzialmente a metà del primo tempo, dopo le sfuriate iniziali mi sembra che adesso sia un gioco un po' più manovrato. Sì, ovviamente l'inizio è stato davvero a tutta da parte sia del Follonica che del Forte, e poi ovviamente con il passare dei minuti insomma si prendono le contromisure, la partita rallenta un po' di intensità, un po' di errori devo dire da parte del Forte dei Marmi, soprattutto in fase di attacco. Follonica invece secondo me sta interpretando la partita nel migliore dei modi, ecco. Per ora è 0-0, ma insomma si sono già viste tante cose belle e interessanti. Continua allora un minuto di sospensione, inquadrata qui la panchina del Follonica o Silva che chiama lo schema. Con la coda dell'occhio stavo guardando anche Ale Bertolucci che non mi è apparso molto contento. Tanto Sergio Silva manda in pista anche il numero 57 Oscar Bonarelli, è un po' il suo totem, doppietta di gol anche a Valdagno. Bonarelli tocca la sua prima pallina, passaggio per Davide Banini, lo scambio per Fede Pagnini. Ora il capitano degli azzurri, ora Davide Banini. Sfera per Bonarelli, non ha buon controllo, può scattare allora il contropiede del Forte, Compagno al tiro, probabilmente la deviazione è stata della stecca di Fede Pagnini. Nell'angolo Rossi viene bloccato, Fede Pagnini manovra, cercare Davide Banini, con il fisico cerca di tenere lontano Checco Compagno, arriva Francesco, riesce a saltare un avversario, poi però la sfera carambola nella direzione di Rossi, poi finito giù, mi è sembrato Torner lo scontro con Davide Banini.
si lamenta Eric Turner, cenno di intesa comunque con Dadda Banini. Ancora Compagno, Turner, Galbas, allontanato per qualche secondo, ancora Eric Turner, che lui una stagione lunghissima in Italia, ex Tordera, Igualada, Laurent, Forte dei Marmi per 4 stagioni, poi è tornato a Girona, è andato a Valdagno, a Lodi per 2 anni e poi ora da 2 stagioni ancora a Forte dei Marmi. 34 anni per il giocatore appunto nato a Tordera. Francesco Banini va a servire il fratello, ora Fede Pagnini, l'appoggio in avanti, si lotta la balaustra, Compagno, ma poi Francesco Banini per un attimo, ancora Compagno in area, Barozzi blocca tutto e poi c'è un tiro. Voleva il gol Rossi, l'arbitro Barbarisi gli ha detto di no, mentre rimane a terra Compagno. Non so se possiamo rivedere questa azione, ma davvero a 1000 all'ora. Qui già Francesco Banini reclamava per qualcosa. Il tiro di Ico Rossi, forse è rimasta sotto le gambe la pallina. Troppi giocatori davanti alla porta, non abbiamo visto muovere la retina, però insomma è difficile capire anche da queste immagini, insomma, se vediamo il tiro ma non si riesce a vedere. Si è fatto male però Checco Compagno, speriamo davvero non sia nulla di grave, al polso, una smorfia, non è di quelle belle per Compagno, che è costretto a uscire dalla pista. Entra Pedro Gil, l'arbitro Barbarisi mi è sembrato che indicava ho visto io, però la retina, sai, magari il portiere la tocca. Sì, no, infatti stavo dicendo che noi abbiamo solamente visto muovere la retina, però è chiaro, c'erano 3 giocatori davanti alla porta, per noi è impossibile, ecco, capire se sia stata la pallina o se è stato magari il portiere a toccarla. Impossibile. Si riparte in zona d'attacco per il Follonica. Fin qui 3 falli di squadra per gli azzurri, 1 solo per Forte dei Marmi. Sulla pallina Davide Banini, un po' più lontano Bonarelli che riceve. Cercare Fede Pagnini, poi il tiro di Davide Banini. Lì c'è però Gnata. In area gran movimento, ma Fede Pagnini rimane in possesso, inseguito per tutta la pista. Poi in avanti per Francesco Banini, non ha un buon controllo, recupera Pinasar. Ora Rossi. Indietro ancora per i Pinasar, un po' di spazio, il tiro, ma bloccato tutto Bonarelli, che poi va al recupero. Serve Davide Banini, scatta in area Francesco, ma non può servirlo il fratello. Chiuso da Turner. Ora Fede Pagnini in surplus dietro la porta. Ancora Fede Pagnini, ma sbaglia l'appoggio. Recupera Gil, pericoloso Pedro Gil servirlo in quella zona di campo. In qualche modo però Davide Banini riconquista la pallina. Poi Bonarelli non si avvede dell'arrivo di Turner, ma anche Bonarelli recupera. Fede Pagnini. Ancora Francesco. Cercare Bonarelli.
Dietro per Davide Banini, inseguito da Gilles. Si riparte da Federico Pagnini. Meno di 9 alla chiusura del primo tempo. Il tiro, gol! 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 Francesco Banini! La botta quasi da centropista. Fa secco, Righignata. 1-0. Maurizio, l'invenzione di Francesco Banini proprio sotto gli occhi, l'aveva a mezzo metro del CT della nazionale Alberto Nucci. Sì, rivediamo intanto l'azione, gran botta di Francesco Banini, davvero gol bellissimo, straordinario, si sblocca la partita. Follonica, che a 8 minuti e mezzo dalla fine del tempo trova il gol del vantaggio, 1-0. Sì, un'invenzione nel nuovo Golden Boy del Golfo, Francesco Banini, anche ruspa, perché lui guida l'escavatore della ditta di famiglia. Sì. Ma in questo caso ha usato il fioretto in una gran cannonata dalla distanza. Adesso la reazione del Forte Marmi. Torner blocca Federico Pagnini, recupera Montigel, in avanti la palla schizza, non ci arriva Davide Banini, poi in qualche modo Bonarelli. Ogni contrasto è davvero quasi una guerra. Sì, sono scintille, partita tiratissima, davvero due squadre che si affrontano con tutte le forze che hanno a disposizione, grande spettacolo. Ancora Gilles a cercare Federico Ambrosio, recupera però Fede Pagnini che tenta di partire da destra, deve però girare a largo, poi riesce a servire Bonarelli, il tiro sull'esterno della rete. Ancora Marco Pagnini, Silva sta facendo ruotare veramente tutta la panchina. Sì, non può fare diversamente, perché deve far tirare il fiato a chi gioca di più, poi contro una squadra come il Forte che ha una panchina lunghissima, e questo è l'unico modo, per cercare di arrivare comunque con buone energie in fondo al match. Tiro di Montigel, la palla deviata, preda di Federico Ambrosio, poi parte, salta netto Bonarelli. C'è stato però anche il tocco sulla porta di Barozzi. Saranno altri 45 secondi in attacco per il centro Porsche Firenze. Tiro di Gilles vicino al palo, recupera Marco Pagnini, va Marco, finisce giù, non c'è fischio. Tra l'altro per Francesco Banini gol numero 19 in campionato, 19. Entra in pista anche Buralli, sta tenendo altissimo il ritmo con tutti questi cambi Silva. Certo, come detto poc'anzi è questo il modo, insomma, di arginare la corazzata Forte dei Marmi. Siamo ancora a 6 minuti dalla fine del primo tempo, quindi partita ancora molto lunga, e quindi la rotazione è fondamentale. Il passaggio in avanti per Buralli in area, ferma tutto Righignata. Come detto non sarà presente a Montreux, un po' di riposo anche per Righignata, spazio anche per due portieri che sono ancora giovanissimi, ma per allargare un po' il giro della nazionale, come detto Simone Corona del Sarzana e Bruno Sgaria del Trissino, tra l'altro non sta giocando con continuità. Recupera intanto Gilles in area e c'è il pareggio di Federico Ambrosio, assist di Torner. Ambrosio all'angolino, 1-1. Sì, il gol del pareggio di Federico Ambrosio, rivediamo l'azione, pallina recuperata dalla Forte dei Marmi con Pedro Gil, poi il servizio per Torner, palla in mezzo
e Federico Ambrosio che mette alle spalle di Leo Barozzi. Sì, per Ambrosio, ho detto prima, questo gol numero 43 in campionato. Questi insomma sono numeri proprio degli immarcabili, Maurizio, quando finivano a 60 gol in stagione. 43 gol sono davvero tanti, però conosciamo benissimo insomma le qualità di Ambrosio, quindi diciamo che per lui sono numeri normali. Con questa mancano ancora 6 partite, 5 e mezzo sostanzialmente alla fine della stagione. Ambrosio viaggia quasi a 4 gol di media a gara. Recupera Fede Pagnini che pensa al tiro, gran botta larga. Entrato in pista anche Elia Cinquini, sta giocando davvero un'ottima stagione. Ora è Pinasar, cercare Gil, le finte di Pedro che tenta il servizio per Ambrosio, in qualche modo la pallina nell'angolo. Poi il fallo però commesso dal giocatore del Follonica. Recupera Marco Pagnini, ora Buralli, inseguito da Gil, va al tiro Buralli, palla allontanata, poi va a finire sulla rete che divide appunto la curva. Allora rimessa in gioco per il Forte dei Marmi, fortunatamente Maurizio rientra Checco Compagno. Meno male, meno male. Ha preso un duro colpo, però fortunatamente insomma è disponibile. Va Compagno, giocatore anche lui davvero elettrizzante, mette in mezzo ma lì c'è Barozzi. Tanto ora Buralli, servito da Montigel. Lo scarico dalla parte di Fede Pagnini, ma il rimbalzo favorisce Cinquini, la gran botta larga. Poi è arrivato un fischio. La rimessa in gioco la formazione maremmana, va Francesco Banini. Meno di 4 a chiudere la prima frazione. Ancora Montigel. Poi il tocco di Ambrosio, messa in gioco del Follonica. 3 minuti dal gol di Francesco Panini al pareggio di Federico Ambrosio al 16esimo e al 19esimo. Recupera proprio Francesco Panini, cercare Marco Pagnini. Montigel, ancora Montigel nell'angolo, Cinquini lo abbatte. Punizione in favore dei padroni di casa. Qualche attimo Maurizio per respirare. Sì, davvero si va a 1000 all'ora, poi tra l'altro in questa bolgia insomma è anche difficile capire cosa dicono i due allenatori. In un paio di occasioni Bonarelli si è rivolto a Sergio Silva dicendo non ti sento e quindi insomma è anche abbastanza complicato comunicare, ecco. Ora Montigel prova il tiro ma lì c'è Richignata, poi parte Compagno, Pinasar, limite dell'area, ancora Compagno, Polonia tenta di chiudere. Galbas, ancora Joan Galbas, Cinquini e Veroniche, poi al tiro, palla non inquadra la porta, poi ancora in area Cinquini, gol! Il passaggio di Galba, anzi di Pinasar, Cinquini è un falco davanti a Barozzi. La mette alle spalle, Forte dei Marmi che la ribalta, 2-1, 2-1. Sì, intanto c'è un time out chiesto da Sergio Silva. Sì, il Forte dei Marmi ha trovato il gol del 2-1 con Elia Cinquini. Vediamo intanto
lo sviluppo dell'azione, una pallina vagante, arriva poi a Elia Cinquini che da 2 passi, non era facile ma è riuscito a superare Leo Barozzi. Quindi Forte dei Marmi che ribalta il momentaneo vantaggio del Follonica 2-1 quando mancano ormai poco meno di 3 minuti alla fine del tempo. 7° gol in campionato per Elia Cinquini, nato nel Viareggio, nel CGC, poi Sarzana, ancora Viareggio per 4 anni, Forte dei Marmi per 3, ancora Viareggio e ora tornato a Forte dei Marmi. Sta per concludersi il time out. Minuti intensi questi finali. Dopo altri 3 minuti dal gol di Ambrosio, Cinquini, Elia Cinquini, messo dentro il gol del 2-1. Tanto lo scambio fra Francesco e Davide Banini, chiuso la sponda, recupera proprio Cinquini. Ancora Davide in area, ma lì ferma tutto Ognata. Poi ancora Buralli, la pallina carambola, Francesco Banini, le gambe di Cinquini. Ora Montigel, bisogna ragionare Maurizio in questa partita perché è lunghissima. Sì, serve anche, insomma, serve ovviamente la calma, difficile in questo primo tempo a questa velocità, però bisogna veramente ragionare, cercare anche di gestire le energie perché Follonica Enrico è partito a 1000 e sta andando ancora a 1000, quindi davvero un grande dispendio di energie. Mancano insomma meno di 2 minuti, vediamo come si arriverà alla fine del tempo e poi vediamo, insomma, ci sarà da tirare un po' il fiato, da respirare e da ripartire. Torner, sempre nell'angolo, riesce a scaricare per Galbas che va al tiro, rimbalzo però conquistato da Francesco Banini. Ancora Montigel, Davide Banini non riesce però a servire Compagno, allora c'è proprio Checco Compagno che va al tiro, la respinta di Barozzi, poi Compagno ha commesso fallo. C'è il time out chiamato da Alessandro Bertolucci a 76 secondi dalla fine del primo tempo. Credo per non lasciare nulla al caso. Sono 76 secondi molto importanti, Enrico, perché questa è una partita che davvero in ogni momento può regalare emozione, può regalare chiaramente occasioni da gol. Quindi il Secco ha visto bene, insomma, di fermare, di chiedere il time out, di pensarci bene per questi ultimi importantissimi secondi che dividono le squadre dalla fine del tempo. Sì, anche per Silva, time out da sfruttare. Indicazioni in questi ultimi secondi. Si riparte con il Follonica che manovra, Francesco Banini per Davide, ora Buralli mette in mezzo ma non c'è nessuno sul secondo palo, recupera comunque Davide Banini. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Fallo lo ha commesso Davide Banini che ha tenuto l'avversario. Recupera Torner,
che compagno gli fa strada Cinquini, compagno ancora per Torner, Galbas, recupera però Montigel che fa ripartire in velocità Francesco Banini, entra in area, mette in mezzo, ma Richignata blocca tutto, passaggio un po' troppo veloce, doveva stare più attento, Sì, perché ha praticamente tirato invece, sì, probabilmente come si dice, sì. di crossare. Vabbè, ci poteva stare anche il tiro, Francesco ha optato per la palla in mezzo, purtroppo per il Follonica non è andata bene. Rimessa in gioco per il Forte dei Marmi, mentre arriva Barbarisi a segnalare il warning a Montigel. Sì, E anche qui tutte le volte lo ridiciamo, lo ripetiamo, tirate fuori il cartellino giallo, rimettete il cartellino giallo. il buon vecchio cartellino giallo. Ora perché noi siamo proprio qui davanti, lo vediamo bene, ma tanto si lotta, recupera Davide Banini, Buralli, poi i secondi alla fine della prima frazione, ancora Davide Banini, non c'è nessuno però in area, ma sta per finire il primo tempo, Davide Banini non se ne accorge e arriva allora la sirena dei primi 25 minuti, si va a riposo Maurizio, il vantaggio 2-1 del Forte dei Marmi, il gol di Francesco Banini al 16esimo, il pareggio di Ambrosio al 19esimo e il gol di Cinquini al 22esimo. Bella partita. Sì, bella partita equilibrata, due grandi squadre che hanno dato vita davvero a un match molto tirato e spettacolare. Alla fine lo chiude in vantaggio il Forte dei Marmi, però insomma, poteva finire tranquillamente in parità e nessuno si sarebbe scandalizzato, quindi ci aspettano altri 25 minuti di fuoco e quindi di una grande partita, di un grande match davanti a un grande pubblico. Bene, con questo è tutto, a risentirci per la ripresa.
Prova. Squadre di nuovo in pista al Capannino, inizia allora la ripresa con il Forte avanti 2-1. Maurizio Ceccarelli, tanto te lo chiedo sempre, i due allenatori cosa hanno detto negli spogliatoi? Allora, Sergio Silva è molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi in questi primi 25 minuti, squadra alfolonica ha giocato alla pari assolutamente con il Forte dei Marmi, i due gol sono arrivati da un paio di palline perse un po' così da parte del Follonica, però insomma sull'atteggiamento, sull'approccio, sulla cattiveria e anche sulla qualità insomma della sua squadra Silva non ha nulla da dire. Per quanto riguarda Ale Bertolucci, beh, è chiaro che il Forte dei Marmi insomma squadra fortissima, ha chiuso il tempo in vantaggio e quindi ovviamente anche per lui vale un po' lo stesso discorso, ecco, si augura di rivedere lo stesso Forte anche nel secondo tempo. Sì, tra l'altro l'ho visto durante il match, cercavo di guardarlo, si è arrabbiato, ha sbattuto la sua lavagnetta, forse insomma pretendeva qualcosa di più dai suoi giocatori. Sì, ma l'abbiamo detto anche durante il primo tempo, insomma un po' troppi errori, ecco, da parte della formazione versiliese, però fino a questo momento il risultato dice Forte dei Marmi. Si riparte allora dai Pinasar, scarico a cercare Torner, Ambrosio, l'MVP di qualche stagione fa, quest'anno insomma è messo bene, ricordiamolo, sì. MVP e il King di Mondo Hockey, sì. Che insomma c'è una bella rimane comunque una bella soddisfazione. Assolutamente sì, è un premio davvero indovinato, perché comunque ecco si dà la palma al miglior giocatore insomma del campionato italiano non è assolutamente una cosa da sottovalutare. E tra l'altro quest'anno c'è anche una novità, c'è anche un premio per i portieri a prescindere, perché diciamo i giurati possono votare tutti, non è che c'è bisogno di votare per forza un attaccante, si può votare anche il portiere, però per i portieri è stato deciso un terzetto dei migliori della stagione, anche perché il ruolo è specifico. Sì, beh, è un ruolo molto particolare, quindi è giusto anche che il premio se lo giochino appunto i portieri fra sé. Ancora Ambrosio dietro la porta, sono stati anche un po' degli screzi, insomma degli urlacci fra le due curve. Maurizio, ora è ritornata la calma. Sì, sembra insomma che tutto sia tornato sui binari giusti. Beh, insomma è una partita molto sentita, storicamente molto sentita anche dalle tifoserie, però insomma tutto deve rimanere nell'ambito ovviamente sportivo e quindi ecco, fa piacere vedere insomma che sia tutto tornato alla calma. Davide Banini in aria, tenta di mettere in mezzo ma Lignata ha bloccato il passaggio. Può ripartire allora Ambrosio,
che va al tiro, vede Pagnini, ci mette un'altra volta la stecca. Queste sono azioni che non vanno sul tabellino, ma Fede Pagnini ha stoppato molti tiri pericolosi, al di là di tutto, perché poi non si va a vedere i gol, gli assist, però insomma Fede Pagnini in difesa rimane un giocatore importante. Sì, quando partono i tiri e il difensore riesce a intercettare, ad evitare l'intervento del portiere, è vero, come dici te, insomma si guarda soprattutto i gol e le fasi in attacco. Intanto c'è un fallo. Intanto sì, credo che Ambrosio ha spinto Francesco Banini. Lì c'è Carlo Iorio, probabilmente cartellino blu. Anzi, vanno a parlottare due arbitri. Aspettiamo la decisione. Monticelli arrabbiatissimo. Arrabbiatissimo Monticelli. I due arbitri intanto stanno parlando e stanno dicendo ai giocatori di allontanarsi. Iorio era andato con il cartellino. Adesso mano in tasca. Lo rivediamo. Si sono agganciati, sì. Cartellino blu. Cartellino blu. Blu a Ambrosio dopo 3 minuti. Il fallo su Francesco Banini. Quello che più conta però c'è la punizione di prima, Maurizio. Sì. O almeno credo, perché sul cartellino blu parlottano ancora i due fischietti. Quindi non c'è la punizione di prima perché era gioco fermo, così ha detto l'arbitro Carlo Iorio, però c'è il power play per il Follonica, 2 minuti, quindi 21:34 alla chiusura, 2 minuti di power play per la formazione maremmana. Francesco Banini si sta spiegando ancora con l'arbitro Ulderico Barbarisi, che insieme appunto a Carlo Iorio di Salerno sta dirigendo il match. Può ripartire proprio Francesco Banini. Adesso opportunità per la formazione maremmana di riagguantare il Forte Marmi, ma insomma questi siamo a alti livelli. Intanto recupera Torner. Francesco Banini va a contrasto proprio con Torner e qui salta la panchina del Forte. Gli ha sbarrato la strada, Francesco. Sì, penso Poi di sì. che lo abbia voluto colpire, su questo, no, questo non credo. c'è la certezza. Però ora 2 minuti, poco meno, importantissimi per il Follonica. Francesco Banini, Marco Pagnini, si allarga ancora Francesco. Davide, Follonica però non fa girare velocemente la pallina. E allora il Forte è lì che chiude, poi il tiro, gol! Ancora Francesco Banini, il pareggio del Follonica, 2-2. Sì, pareggio del Follonica con l'uomo in più, con Francesco Banini. Rivediamo intanto l'azione. Proprio Francesco scambia Marco Pagnini, poi lo serve, tiro al volo, tiro non sembrava irresistibile a dire la verità, però quel che conta per il Follonica è che la palla sia entrata, quindi si ristabilisce la parità a 20:30 dalla fine della partita, 2-2. Doppietta dunque per Francesco Banini, che sale a quota 20, e qui insomma rimango un po' sempre più sorpreso dal fatto che non è stato convocato in nazionale, però ci mancherebbe altro, le scelte le scelte vanno sempre rispettate, quindi si possono discutere, ma ci mancherebbe assolutamente altro. Recupera allora Monticelli, il Follonica pareggiato. Questo avvio di ripresa, ancora qualche scontro. Tocco di Ignata, ma è fuori dalla porta.
sicché fuori dall'area di rigore, sicché ci sarà la rimessa in gioco per il Follonia. Intanto l'arbitro Carlo Iorio sta parlottando con Federico Pagnini e Checco Compagno. Montigella, Davide Banini, ora Francesco che pensa al tiro, la palla deviata, pallina va a finire sulla rete, rimessa ancora per gli azzurri. Montigel, Davide Banini, cercare Francesco, 2 stoccate del giovane 22enne, il gol del Follonia. Ancora Francesco in area, il tiro, la palla a fil di palo, ma l'ha guardata con gli occhi del Cardognato. Compagno tenta di andare in dribbling, poi indietro a cercare Pinasar. Francesco Banini gli porta via la pallina, poi Pinasar lo sbatte alla balaustra e credo scatterà il cartellino blu. Cartellino blu. Troppo irruento il gesto di Pinasar. Fallo su Francesco Banini. Stavolta sì che c'è la punizione di prima, va Davide Banini. Credo ci sia stato un warning anche alla panchina del Forte dei Marmi. Sì, proteste piuttosto vibranti da parte di Ale Bertolucci su questa decisione degli arbitri, però Davide Banini pronto sul punto di battuta. Credo però che il warning l'abbia preso il vice allenatore Roger Molina, ma insomma Davide Banini va a sfidare Ricky Ignata dai 7,40 m. Si aspetta il fischio di Ulterico Barbarisi. Parte Davide Banini, le finte davanti a Ignata che poi non controlla, si salva il Forte. Adesso però ci sono altri 2 minuti di power play. Sì, ha tentato la trasformazione classica, finta contro finta, però ha perso il controllo della pallina che gli è scappata e quindi sfuma questa importante occasione per il Follonica. Tanto Bertolucci ha chiamato un time out, ma si gioca ancora. Davide Banini che va al tiro, la palla deviata da parte di Torner, poi la recupera Francesco, poi seconda a chiudere l'azione d'attacco Marco Pagnini, gol! La bomba all'incrocio dei pali di Marco Pagnini, il Follonia alla ribalta, 3-2. Che gol Enrico, che gol Marco Pagnini, straordinario, davvero straordinario. Il Follonica passa avanti 3-2. Rivediamo intanto il bellissimo, fantastico gol di Marco Pagnini che contro la sua ex squadra. Ecco, vediamo Francesco, palla per Davide, da questi a Marco, gran botta, palla sotto l'incrocio dei pali alla destra di Ricky Ignata. Follonica 3, Forte dei Marmi 2. Per Marco Pagnini, gol numero 6 in campionato. Tutto da rifare allora per il Forte, ma la partita è lunghissima, siamo all'alba del secondo tempo. La partita è lunghissima, però insomma questo è un gol importantissimo. Vediamo qui Davide che perde l'attimo sul tiro diretto, ci ha pensato poi Marco con l'uomo in più a segnare il gol che permette al Follonica di passare in vantaggio. Si riprende, tanto sugli altri campi il Sarzana avanti 3-1 a Valdagno, il Lodi sta vincendo 4-1 con il Sandrigo, tra Breganze e Bassano è pareggio 1-1
tutte le partite sono nel secondo tempo, mentre il Giovinazzo sta vincendo a Monza, e questa è una bella novità perché il Giovinazzo sta giocando sempre bene, però non riesce a fare punti in questa fase di stagione. Poi il posticipo sarà Montebello e Tris. Aveva detto Marcella, speriamo che oltre ai complimenti cominci ad arrivare anche qualche punto, e fino a questo momento insomma partita ancora lunga ovviamente da giocare, però Monza è una pista sempre molto difficile. Tanto parte Compagno, finisce a terra sull'intervento di Davide Banini. Montigel non riesce a servire proprio Davide Banini, la palla rimbalza, la recupera Compagno, le finte, poi lo scarico a cercare Pedro Gil, poi il fallo di Francesco Banini. Ancora qualche discussione, punizione però è del Forte. Galbas, cercare Torner, scambio fra i due, poi il tiro, una lunga distanza, la parata di Barozzi, sempre Galbas, interviene Buralli, riesce a servire Francesco Banini, ora Montigel, recupera Montigel, ora Davide Banini, Buralli, limite dell'area, bloccato, sempre Follonica però a manovrare con Davide Banini, non riesce a servire il fratello, allora scarico su Montigel, in trattativa per rinnovare il contratto. Le ultime voci parlano addirittura che Barozzi, Maurizio, abbia rinnovato per 2 stagioni e praticamente tutti gli altri a cascata stanno mettendosi d'accordo. Sì, insomma, questo è una notizia che fa sicuramente piacere, perché insomma, Leo Barozzi, oltre ad essere un grande portiere, è un grande professionista, insomma una persona molto seria, quindi Follonica ha bisogno di questi giocatori, e quindi fa anche piacere, ecco, sapere che un po' tutti stanno sposando il progetto di questa nuova società. Intanto la paratissima di Leo Barozzi sul tiro, il diagonale di Compagno, parte Francesco Banini, lì invece è più facile per questi portieri, la parata di Ignata. Ancora Gil, sbaglia l'appoggio, recupera Francesco Banini, testa a testa, il tiro, para, Rignata. Che occasione! Qui siamo al top. Che occasione per Francesco Banini, però come hai detto te pochi istanti fa, insomma in porta ci sono 2 grandi campioni, da una parte Leo Barozzi, dall'altra Rignata. Tanto sul tiro di Ambrosio la pallina va a finire sulla rete della porta, ci sarà allora ingaggio. Mentre Barozzi ha chiesto di pulire la maschera, anche qualche attimo di pausa. Qui Leone da Romualdi ci fa vedere i risultati. Il Bassano si è portato in vantaggio a Breganze, Giovinazzo 3-2, Bassano 2-1, Zarzara sta vincendo 3-1 col Valdagno, 4-1 del Lodi sul Sandrigo. Sistemata la maschera per Leo Barozzi, 15 minuti alla fine della partita. Troppo presto Ambrosio, allora la pallina è per il Follonica, va Francesco Banini, cercare Fede Pagnini,
ora Buralli, poi Federico Pagnini ha commesso un blocco illegale sui Pinasar. Sale il conto dei falli, 7 quelli del Follonica, 3 quelli del Forte dei Marmi. Sulla pallina Ambrosio e Pedro Gil, scambio fra i due, va Pedro, prova il tiro, Barozzi con la manona a dirgli di no. Poi Torner blocca Francesco Banini, stanno per scadere i 10 secondi, non è riuscito il Follonia a portare oltre la metà pista la pallina, e allora possesso che torna al Forte. Gil nell'angolo, seguito da Federico Pagnini, tenta di mettere a rimorchio per Ambrosio, poi Pinasar, gol! Azione fantastica del Forte dei Marmi e il Pinasar la mette nel sacco, 3-3. Sì, vediamo l'azione del Forte dei Marmi, temporeggia Ambrosio e poi mette in mezzo, Pinasar velocissimo ad anticipare i difensori del Follonica e a mettere alla destra di Leo Barozzi, quindi torna tutto in parità, 3-3 quando siamo a 14 minuti, poco più dalla fine della partita. Sì, Ambrosio col famoso terzo occhio Sì. ha visto il Pinasar, poi il tiro di Pinasar ha battuto Leo Barozzi. Pista adesso anche Cinquini, autore anche lui di un gol in questa partita per Francisco Di Pinasar, gol numero 11 in campionato. Ora Montigel che salta proprio il Pinasar, Montigel mette in mezzo, ma Francesco Manini anticipato proprio da l'ex Studiantil. Ora Gil, praticamente l'allungo, Barozzi respinge, parte Montigel, aspetta l'arrivo di Buralli, poi indietro a cercare Francesco Banini. Ora Buralli, braccato dai Pinasar. L'arbitro però dà il fallo di gioco al Forte dei Marmi, che è già ripartito, anzi no, bisogna tornare indietro. Pinasar, Cinquini, Torner, ancora Gil, poi lo scontro fra Cinquini e Montigelli, il fallo commesso dal Forte Marmino. Buralli sulla pallina, ma aspetta il piazzamento di Fede Pagnini. Ora Davide Banini. Maurizio, momenti importanti questi a metà della ripresa, sì, perché ci possono essere tante variabili. Comunque il ritmo è ancora molto alto. Intanto in area Davide Banini, ferma tutto Gnata. Dicevo, ancora gran ritmo, quindi davvero un Follonica molto, molto buono in questa fase della partita, però insomma ora davvero ogni occasione, ogni azione potrebbe essere davvero molto molto importante e molto pesante per l'economia della partita. Torner
cercare Galbas, va Galbas, seguito da Montigel, ancora Ambrosio, Galbas recupera, ha spazio, il tiro, palla non lontano dalla porta, ora Montigel, però Cinquini gli soffia la sfera, passaggio per Galbas, la pallina rimbalza in qualche modo, ancora Galbas, Torner, la palla filtra, Ambrosio la recupera, poi Torner in aria, Barozzi, forse anche il palo, Maurizio. Non so come l'ha presa, ecco. Davvero sembrava Era rovesciato, fatta. sembrava una tartaruga. Sì, esatto. Sembrava davvero fatta per Torner, quella. ha preso anche questa. Montigel mette in mezzo al volo Davide Banini, ma lì richignata, fa una prodezza. Bellissima azione. Recupera il forte Galbas, va al tiro, anche qui Barozzi alla respinta. Ogni tiro è qualcosa di pericoloso. Gli ultimi 3 interventi, 2 di Barozzi e 1 di Ignata, sono veramente da far vedere ai ragazzi, da far vedere ai giovani, perché sono stati davvero 3 interventi spettacolari. Tanto Sergio Silva ha chiamato un time out. Cinquini, compagno, davvero gran velocità nelle giocate. Ora Galbas, interviene Montigel, ma la pallina recupera Galbas. Cinquini pensa al tiro, la palla deviata, ma ai pochi secondi a chiudere l'attacco, arriva il fallo commesso però dal Forte dei Marmi, da Cinquini in particolare, ha bloccato Montigel. Allora al time out, Maurizio, qui c'è da prendere anche fiato. Sì, soprattutto il Follonica, perché la squadra di Sergio Silva ha speso davvero tanto. È chiaro che insomma le panchine sono fondamentali, sono decisive. Il Forte dei Marmi ha una panchina lunghissima, tutti giocatori di grande livello, e così non è ovviamente per il Follonica, che ha meno cambi, meno possibilità appunto di alternare i suoi uomini, quindi fondamentale ora cominciare a gestire le energie e a ragionare un po' di più. 10 minuti a chiudere questa partita. Arbitro Barbarisi sta indicando che il time out è finito, ma si stava asciugando la pista. Sugli altri campi il Giovinazzo 4-2 a Monza, Bassano sempre avanti 2-1 a Breganze, Sarzana 3-2 sul Valdagno, 5-1 del Lodi sul Sandrigo. La rimessa in gioco è per il Follonia, c'era stato uno scontro. Sulla pallina Buralli e Federico Pagnini. Passaggio per il capitano che avanza. Seguito da un po' di avversari, tenta di scaricare in qualche modo, la recupera però il forte Ambrosio. Galbas, Cinquini, ora Compagno, sempre Compagno, arriva per Ambrosio il tiro, ma lì
può intervenire Ambrosio e Barozzi. Ora Marco Pagnini per Davide Banini, entra in area ma chiuso da Cinquini. Federico Buralli, poi finisce a terra Buralli, recupera Compagno al limite dell'area, anche lui va giù ma non c'è fischio. Allora Buralli, Marco Pagnini indietro per Davide Banini, ma alla meglio Federico Ambrosio. Poi il tiro, la parata di Barozzi che non ha visto nemmeno dove andava la pallina. Maurizio. No, infatti dopo l'intervento si è girato e ha cercato la pallina che gli era rimasta praticamente davanti, però un altro grande intervento di Barozzi. Intanto Buralli per un attimo, Compagno recupera Galbas, ancora Compagno in area, il tiro, la mette larga, ma che pericolo. Ora spinge il forte. Poi il tiro di Buralli, Lignata, arriva Marco Pagnini. Follonica però cerca di non rischiare le ripartenze in contropiede. Davide Banini, cercare Marco Pagnini. Pallina carambola, la recupera Fede Ambrosio. 7 minuti e mezzo alla fine di questo derby del Tirreno. Ambrosio tenta l'assist, bloccato da Davide Banini, inseguito però da Galbas. Ancora Davide a servizio di Fede Pagnini, non si intendono. Può tornare in avanti Ipinazar. Galbas, ora Compagno. Davvero una partita, si rimane sulle spine perché può succedere di tutto in qualsiasi momento. Sì, assolutamente sì. Forte che spinge, Follonica bravo a ripartire e anche pericoloso nelle ripartenze, però insomma c'è ancora tanto da vedere, che la partita è veramente lontana, ecco, ancora dal definirsi chiusa. Intanto Davide Banini voleva imbeccare Marco Pagnini, il difensore ha toccato, poi Davide recupera, mette in mezzo, Compagno la stoppa. Ipinazar subito a cercare Galbas che tenta lo scatto, va Galbas in area, Barozzi 2 volte. Davide Banini, rientra Francesco Banini, Marco Pagnini mette per Federico Pagnini che non ci arriva, ma che assist anche sì, questo. Davvero una bella palla, un bel assist, non era facile. Fede non è riuscito a agganciare, un'altra buona occasione per il Follonica. Ora Montigel, cercare Francesco Banini, 2 gol in questa partita sotto gli occhi del CT anche della nazionale. Poi arriva un fallo, probabilmente in area lo ha commesso Montigel, deve stare attento il Follonica perché 8 falli di squadra. Sì, tanto è pronto anche Pedro Gil per gli ultimi 5 minuti. Pallina che finisce fuori dal rettangolo del capannino, la rimessa è per il Follonica, esce Compagno, entra Pedro Gil, mentre anche Richignata ha bisogno di sistemarsi l'attrezzatura, in particolare la visiera. Cinque minuti, poco più alla fine della partita, 3-3 al capannino. Montigel parlotta con Ulderico Barbarisi, che ricordo insieme a Carlo Iorio di Salerno e Daniele Moretti al tavolo sta dirigendo questa sfida. Barbarisi dice
a Ale Bertolucci di stare calmo. Ora Marco Pagnini, Montigel, lo scambio fra due, Coronando Montigel, braccato da Ambrosio, Montigello salta, poi in soccorso Marco Pagnini, alla fine Ambrosio ci mette la stecca. Galbas, siamo entrati negli ultimi 5 minuti, Maurizio. Sì, 5 minuti incandescenti davvero in una partita giocata a 1000 all'ora, dove può ancora, caro Enrico, succedere di tutto. Vede Ambrosio, guarda il piazzamento dei compagni, riesce a servire il Pinasar che poi scivola. Galbas, Ambrosio, ora Gil, occhio a Pedro Gil che può sempre tirare fuori dal cilindro qualche coniglio. Poi la pallina finisce in tribuna, tra l'altro si scusa anche Galbas che non voleva certo mandarla verso gli spettatori. Ci mancherebbe, assolutamente. C'è ancora qualche discussione. L'arbitro Iorio va al tavolo e poi parlotta con Sergio Silva. Io credo la rimessa a gioco del Follonia. Secondo me sì. Da come sono piazzati i giocatori si può ripartire da Montigel e Francesco Panini. e 17 alla fine, partita elettrizzante. Io ogni tanto lo dico da playoff. Ah sì, assolutamente. Queste sono partite davvero che possono valere qualsiasi competizione. È una partita vera, una partita davvero giocata con tutta la voglia e tutta la forza che le due squadre hanno in corpo. Tanto Marco Pagnini, la stecca di Gil che poi recupera, tenta di lanciare in avanti ma Pagnini se la va a riprendere. Ora Francesco Panini, Montigel, Follonia che ancora ne ha, Enrico. Sì. Francesco inseguito da Galbas nell'angolo, difficile superarlo, allora si ritorna da Montigel. Marco Pagnini, Fede Pagnini, ancora Montigel, una decina di secondi a chiudere l'attacco. Montigel non riesce a buttare fuori la pallina e poi arriva il cambio di possesso, ma arriva anche il time out chiamato da Sergio Silva. Maurizio, qui è inutile spiegare le tattiche, c'è da tirare fuori gli attributi e stare lì sul pezzo. Sì, non so cosa dirà. Intanto Giovinazzo vince ha vinto a Monza. Sì. Una partita importante, molto importante. E non so cosa dirà Sergio, però ha fatto bene a chiedere il time out, a fermare un attimo la partita e cercare di pensarci un po' su. È difficile, Enrico, perché 3 minuti e 13 secondi non sono molti, quindi davvero qui bisognerà stare attenti ad ogni pallina, cercare insomma di gestirla nel modo migliore. Sì. Qui rivediamo qualche azione. Ambrosio, il tiro, la parata di Barozzi che poi aveva perso dove era andato il rimbalzo. D'altra parte Buralli e qui Gnata che fa buona guardia. Finita allora il time out, 3 minuti poco più alla fine della partita. Galbas, Gil mette in mezzo a cercare Ambrosio. Ancora Galbas, Gil, poi pallina per Ambrosio che va al tiro, ma lì c'è Barozzi. Ancora Gil in velocità, la recupera Montigel, riesce a servire Davide Banini,
il passaggio in avanti mentre Montigelli e Gil si sono scontrati. Gil non fa una piega, Maurizio. È abituato. Lo rivediamo. Prima c'era stato il tocco di Ambrosio e Montigelli non se n'è proprio accorto che arrivava anche Pedro Gil. Niente di grave. C'è da asciugare però le mattonelle. Qualche secondo per rifiatare. Qui rivediamo il tiro di Ambrosio, la parata di Barozzi. E qui dove era andato giù Montigelli e anche Pedro Gil. Lo ricordiamo, insomma, si scivola facile con i pattini. Sì, assolutamente sì. Finito l'intervento, si può riprendere a giocare. Messa in gioco, la pallina schizza, poi il rimbalzo premia Davide Banini. A cercare Francesco, ora Montigelli. Nell'angolo, ancora Davide Banini dietro la porta, vuole pensarci su però Davide Banini, fa strada fratello Francesco, poi il tocco, si ripartirà con altri 45 secondi, anche perché credo Ognata abbia colpito la pallina fuori dall'area di rigore. Davide Banini, Francesco, 2 minuti alla fine. Galbas in pressione, ancora Francesco Banini, tenta di andarsene, ci riesce per un momento, poi la respinta di Galbas che recupera. Allora Forte De Marmi, queste ultime azioni di questo derby del Tirreno. Pinasar, Gil, Galbas, Gil, Pinasar, Ambrosio che riceve, ancora Gil, ora Pinasar, Forte, va anche al tiro Pinasar, la respinta di Barozzi, recupera Pedro. C'è un tocco, Ambrosio al tiro, la parata di Barozzi, si è lamentato Federico Pagnini per un tocco di Fede Ambrosio. Grande parata di Barozzi, questo Enrico vale davvero un gol, tiro a botta sicura dell'attaccante del Forte, ma ancora una volta Barozzi leva la pallina di porta. 60 secondi alla fine della partita, Barozzi chiede nuovamente l'intervento del custode per asciugare, credo, la mattonella del capannino. ...60 secondi alla fine, Maurizio. Però sono pochi, lo so, davvero. però almeno un paio di tiri ci possono stare. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Si gioca solo al capannino in questo momento. 3-3. Gli altri sono tutti finali. Bassano andrà a vincere a Breganze 2-1, 6-1 del Lodi sul Sandrigo. Il Monza sconfitto in casa dal Giovinazzo 4-3. Zarzana che batte il Valdagno 4-2. Zarzana continua la sua grandissima stagione. Recupera Francesco Banini, seguito da Galbas, poi arriva Pedro Gil, arriva anche un fallo, è il sesto per il Forte, sbaglia l'appoggio Davide Banini,
Allora il Forte dei Marmi può attaccare in questo finale. Torner in pista, poi in qualche modo recupera Davide Panini e Montigel. Montigel finisce a terra, non c'è fischio. Allora Gilles, un traversone e non arriva a nessuno. Allora Montigel, Francesco Panini mette in mezzo Gnata, Ricky Gnata ha salvato un gol che sembrava fatto. Ancora Galbas, Pedro Gil, ormai ultimi 10 secondi, sbaglia però l'appoggio verso Torner. E allora l'ultimo tiro, Maurizio, sarà del Follonia. Sì. È ritardato un po' troppo il rilancio Torner, quindi passati secondi, palla al Follonica, 6 secondi alla fine. Sì, non si fa molto in 6 secondi, ma è chiaro che il Follonia può mantenere perlomeno un po' la pallina. Francesco Panini, sarebbe comunque un punto importante contro la capolista. Il tiro, la respinta di Torner. Allora finisce 3-3 al Capannino, Maurizio. È solo il secondo pareggio di stagione del Forte dei Marmi per il Follonica, è il quinto, ma contro una corazzata come la formazione versiliese è un bel punto. Ma secondo me, tanto partiamo dal discorso, è stata una bellissima partita, giocata a gran ritmo da tutte e due le squadre, combattuta fino all'ultimo, davvero lo possiamo dire, all'ultimo secondo. Credo che per il Follonica più del punto in se stesso valga, insomma, il fatto di aver fermato una squadra straordinaria, Enrico, come il Forte l'ha fermata e ha giocato alla pari, e quindi questo credo che sia l'aspetto più importante di questa partita. Sì, tra l'altro primo tempo vinto da Forte Marmi per 2-1, il gol del vantaggio di Francesco Panini, poi la rimonta di Federico Ambrosio e Cinquini, si andava a riposo dunque sul 2-1 Forte Marmino. Nella ripresa c'è stato un po' di tutto, il pareggio ancora di Francesco Panini in power play, ma non c'era stata la punizione di prima, ma solo l'espulsione di Ambrosio per il fallo su Francesco Panini a gioco fermo. Poi il 3-2 firmato da Marco Pagnini con un tiro da fuori, e poi il pareggio finale di Pinasar, l'assist di Fede Ambrosio, e alla fine insomma 3-3. Come detto, secondo me risultato giusto, due squadre si sono equilibrate e quindi insomma alla fine ne ha goduto lo spettacolo il numeroso pubblico presente al Capannino. Insomma, fermare il Forte, Enrico, come hai detto tu, insomma, non è assolutamente facile, il Follonica ce l'ha fatta, quindi complimenti al Follonica. Bene, le squadre si stanno salutando, i giocatori del Forte dei Marmi sono andati sotto la curva a salutare i tifosi. Si attende solo il saluto a centropista che c'è stato velocemente. E quindi possiamo chiudere qui la nostra telecronaca. Io ringrazio Andrea Burgio per le riprese, grazie a Leonida Romualdi per la regia, grazie a Maurizio Ceccarelli, noi ci divertiamo sempre. Grazie Enrico, grazie, sicuramente. Bene, con questo è tutto, alle prossime sfide con l'hockey su pista.